Il contenuto della scatola nera, su cui si conta insieme alle altre perizie disposte dalla Procura di Venezia per far chiarezza su cosa possa essere accaduto la sera del 3 ottobre scorso sul cavalcavia superiore di Mestre, potrebbe non dare i risultati sperati. La scatola nera, la cui perizia è stata affidata all'esperto informatico Chemello e contenente i video delle due telecamere del mezzo, sarebbe danneggiata. Il disco si sarebbe compromesso durante la caduta. Una prima visione infatti avrebbe mostrato solamente immagini parziali e non del tutto nitide. Intanto venerdì i consulenti tecnici dei tre indagati e dei legali delle vittime si riuniranno proprio con l'ingegner Chemello per fissare i criteri di condivisione della scatola. Mentre la procura ha fatto richiesta alla società Yutong di poter accedere ai dati del cloud che ospita in remoto tutte le scatole nere dei bus elettrici prodotti dalla casa cinese, a cui può accedere solamente la Yutong o il titolare della società La Linea. Qui sono raccolti i dati riguardanti il funzionamento del bus in ogni sua parte, dal momento in cui viene messo in moto. Gli investigatori sperano di riuscire ad accedere dunque al cloud che si trova a Francoforte per trovare i dati necessari e capire se ci sia stato o meno un guasto elettrico o meccanico. Intanto, lunedì 6 novembre ci sarà l'udienza di conferimento dell'incarico per gli ulteriori approfondimenti disposti dalla Procura sul cuore dell'autista Rizzotto. Sarà la cardiologa Cristina Basso a eseguirli. Mentre dall'azienda ospedaliera di Padova rendono noto che la bimba di 4 anni rimasta gravemente ferita durante l'incidente è ancora in condizioni critiche ma stabili e questo, ha commentato il direttore generale del BEN, è buon segno per poter avviare un percorso di risveglio.